Assessore Panontina, 40 anni esatti dalla scossa del 15 settembre 1976, un'esercitazione in Friuli Venezia Giulia, qui nella sede della Protezione Civile a Palmanova, ha simulato quindi un nuovo sisma che è il risultato di 6.1 della scala Richter a 7.8 km di profondità. Immediatamente l'unità di crisi è stata allestita, lei è immediatamente confluito qui sul posto e nell'arco di 40 minuti già buona parte dei comuni, come si vede qui alle nostre spalle, hanno fornito i primi dati. Ciò significa che il Friuli Venezia Giulia è pronto ad intervenire in pochissimo tempo. Sì, come è noto noi in questa occasione volevamo fare un'esercitazione internazionale molto più complessa e molto più articolata ed abbiamo scelto di limitarci a questo tipo di attività esercitativa perché la natura ci ha preceduti e invece che in una simulazione siamo stati coinvolti in un terremoto, come è noto, in centro Italia. E devo dire che è stata un'occasione anche quella per testare le nostre capacità operative, come già si è dato conto ripetutamente nei mezzi di informazione. Oggi appunto abbiamo contenuto la nostra attività nella simulazione e nell'avviso che abbiamo mandato a tutti i comuni, a tutte le squadre di protezione civile del territorio. Adesso stiamo raccogliendo le prime schede di rilevazione che il territorio sta mandando per verificare se le previsioni che i tecnici fanno del cratere dell'area interessata sia corrispondente alle rilevazioni sul territorio. Un'attività formativa ha preceduto questo tipo di rilevazione, la stesura di queste schede. Progressivamente si costruisce un'informazione sempre più puntuale che serve per gli interventi da mettere in atto e che vengono guidati dalla sala operativa regionale della Protezione Civile qui a Palmanova. Quindi davvero un sistema che dimostra di essere consolidato con una interrelazione e un coordinamento che è un elemento fondamentale, l'abbiamo provato con mano quanto sia importante proprio ad Amatrice, è un elemento fondamentale per garantire che gli interventi siano efficaci. Ecco, che tipo di valutazione si può dare già nell'immediato a questa esercitazione? Sembra che le risposte siano state comunque molto positive. Ma la prima valutazione è di una buona corrispondenza, lo dicevo prima scherzando con il professor Grimas dell'Università di Udine, una buona corrispondenza ma non una totale corrispondenza con la previsione, altrimenti l'esercitazione sarebbe stata, come dire, troppo guidata, no? E invece c'è questa corrispondenza, non è totale, ma ci dà la misura, insomma, che c'è un forte allineamento tra gli aspetti scientifico-previsionali e quelli empirici di rilevazione sul territorio. Il territorio sta rispondendo bene e devo dire che ci conforta il fatto che volontari e gruppi comunali e amministrazioni comunali siano in allineamento, perché evidentemente tutto un lungo lavoro, soprattutto sui piani comunali d'emergenza, che sono oramai un patrimonio acquisito da la totalità delle amministrazioni comunali del Friuli Venezia Giulia e che adesso sono quasi tutte arrivate anche all'approvazione definitiva da parte dei consigli comunali, quindi c'è, come dire, un mosaico rappresentato da ogni comune della regione e dalle amministrazioni e dai volontari che noi qui riusciamo a far diventare un quadro finito e definito.